Oggi con una giornata splendida a rappresentare un'azienda che ci ha donato una cosa molto ma molto speciale, che è il carrello per le emergenze a riguardo del discorso dell'antincendio e protezione civile. Noi siamo solo qua per ringraziare che ci sono persone che credono in noi e credono su tutta la nostra associazione. Io ringrazio infinitamente la Valdoca e tutti i suoi soci. Anche in questa emergenza, un'emergenza strana, particolare, nuova per tutti, la Protezione Civile del Veneto è intervenuta regalando oltre 1 milione di ore alla collettività, quindi nel più totale silenzio, come sanno fare loro, ma garantendo l'altissima professionalità. Nel caso specifico l'antincendio boschivo di Valdobbiadene è stato uno degli artefici di quello che io ho definito il miracolo della protezione civile, perché in 5 giorni sono stati riaperti 5 ospedali che erano dismessi da tempo e questo gruppo ha partecipato attivamente, nel caso specifico all'ex ospedale di Valdobbiadene, quindi sono tra quelli che hanno garantito quello che è stato definito non solo da me ma anche in giro per l'Italia il miracolo della protezione civile del Veneto, per cui grazie veramente a tutti i volontari, grazie in modo particolare all'antincendio boschivo di Valdobbiadene. Veneto modello italiano in questa situazione di emergenza? Veneto è un modello italiano di cui noi siamo orgogliosi. Io personalmente sono molto orgogliosa quando sento parlare bene dell'operato della protezione civile veneta, perché la protezione civile veneta è fatta di uomini come noi che donano il proprio tempo e le proprie disponibilità, le proprie risorse anche per fare del bene agli altri. Quindi ricordiamoci sempre che la protezione civile ha la funzione di proteggere chi sta peggio di noi e quindi il nostro grazie è sempre sincero e autentico e non può che far piacere quando si vede che anche il territorio risponde in unione e in forza a quelle che sono queste organizzazioni che fanno del bene per gli altri. Voglio anche ricordare che l'impegno che hanno profuso i volontari di protezione civile è stato secondo me anche e soprattutto una dimostrazione di cosa servisse per rispettare le regole e quanto importante fosse il rispetto delle regole. Se da noi il lockdown è stato rispettato con grande partecipazione da parte di tutta la cittadinanza, è dovuto anche e forse soprattutto al fatto che vedavamo l'impegno della regione, l'impegno dei volontari di protezione civile, l'impegno del comune, per cui quando si vedono gli sforzi che vengono fatti per il bene degli altri è chiaro che tutti ci sentiamo più responsabili nel rispetto delle regole, cosa che adesso è più difficile da rispettare con la riapertura. Però ogni qualvolta abbiamo occasione come oggi di vedere questi volontari, ecco che ci deve scattare la molla e ci deve far capire che dobbiamo continuare a rispettare quelle regole che ancora permangono, del distanziamento, della mascherina in caso di assembramento, della disinfezione delle mani per evitare che si ritorni a un contagio diffuso. E quindi grazie ai volontari anche per l'esempio di civiltà e di volontariato che viene dato, che ha una grandissima importanza. Quali emergenze potrà essere utilizzato questo nuovo carrello? Allora, questo carrello qua è adatto proprio sia per il discorso di emergenze per l'antincendio boschivo, perché è adattato col discorso di motoseghe e quant'altro per fare delle strade tagliafuoco, ma maggior parte è dedicato per il discorso della protezione civile in caso di alluvione, perché qua montano su 2 pompe, una fa 1700 litri al minuto e l'altra fa 1300 litri al minuto, e più tutte le pompe quelle manuali, nel senso manuali, che sono trasportabili, quelle da cantina per capirsi logicamente, e in più abbiamo su tutte le motoseghe, motodischi e tutte le attrezzature Tirfort e quant'altro. Io sono fiero dei miei ragazzi, perché i miei ragazzi a ogni momento che c'è il bisogno sono sempre pronti per far tutto e niente, io posso dire un grazie mille di cuore ai miei volontari e anche alle loro famiglie, perché le loro famiglie è una cosa molto ma molto importante, perché danno le loro persone alla nostra associazione anche per le emergenze e quant'altro, privando la quotidianità familiare, perché tante volte ci succede anche di andare via 2 o 3 giorni